Voi sapete che si possono vendere farmaci online? Lo si può fare da circa un anno, c'è una direttiva europea e questa direttiva dice che tu i farmaci li puoi vendere o da banco o con prescrizione, ma in tutti gli stati europei anche online. Immaginatevi cosa è successo. È successo un aumento esponenziale della contraffazione e delle vendite di farmaci contraffatti su internet. Questa cosa ormai è un dato di fatto, però c'è un problema: le farmacie illegali, ogni cittadino di Belluno potrebbe chiedervelo, sono molto esteticamente più carine, sono esteticamente più belle da vedere, fatte meglio delle farmacie legali. Quindi se tu non sei capace di distinguere, è più probabile che comprerai e distingui sulla base dell'estetica e sulla base di una percezione estetica. Ve lo faccio subito vedere, qui c'è un esempio di siti, quello al centro e quello legale, che è quello più brutto da vedere. Distingui, dicevamo, scegli sulla base dell'estetica, potrebbe essere la scelta sbagliata. Che cosa succederà? O che ti rubano, se ti va bene, la carta di credito e i dati. In secondo luogo, se ti va male, ti mandano una medicina contraffatta che ti uccide. In Italia non è ancora successo, almeno da questi siti, all'estero è già successo. O se non ti uccide, comunque potrebbe danneggiare gravemente la tua salute. Il tema è questo: come utilizzare le informazioni che ci sono in internet per classificare e identificare farmacie illegali. E questo tema può essere utilizzato per ogni sorta di illegalità che può essere identificata online. È un tema di ricerca e di investigazioni, e vi spiego perché l'investigazione. Per questo progetto è partito da Interpol. Noi l'abbiamo coordinato. Sapete cosa faceva Interpol 5 anni fa? Guardava a mano questi siti, cioè c'erano i poliziotti zenigati dei vari reparti del mondo, i referenti in ogni stato che si occupavano di contraffazione, mandavano al limite ad Interpol questi siti. Questi si ritrovavano migliaia di siti illegali o legali, chi lo sa, di potenziali farmacie. Stiamo parlando ancora quando le farmacie non si poteva vendere online, si poteva vendere solo in alcuni stati, e Interpol si andava a classificare, a valutare tutti questi dati, queste informazioni, per poi cominciare, ovviamente, per chiudere questi siti, che però crescono e nascono velocemente, e in secondo luogo per far partire investigazioni, raccogliere dati, evidence, prova e così via. Interpol, in un contatto che abbiamo avuto, chiacchieriamo di questa cosa e io dico al responsabile: ma non è possibile che, erano 4 anni fa, 4 anni e mezzo, che oggi non si possano fare più investigazioni più efficienti in questo settore. Mettiamoci a lavorare. Che cosa abbiamo costruito? Sostanzialmente abbiamo costruito un classificatore di siti, un identificatore e un classificatore di siti legali e illegali, sulla base delle informazioni che si trovano online. Questo software identifica siti e li classifica, annette a questo sito un rischio da 0 a 100. Per annettere questo 0, ovviamente, è altamente improbabile che questo sito sia illegale, 100 è quasi certo che questo sito è una farmacia illegale online, quindi comincia ad investigare. Oggi questo software, che è partito con Interpol, lo dovrebbe utilizzare Europol, abbiamo una convenzione con l'Università di Trento. Che cosa fa questo software? Ancora qui prendiamo la sostanza delle cose. Identifica e classifica sulla base di 2 informazioni: quello che c'è scritto nel sito internet, quindi il dato semantico, il dato testuale, e la rete di siti che sono connessi al sito che stiamo analizzando. Perché intorno a questi siti internet, soprattutto se sono grigi, ci sono tanti altri siti grigi. Non ve la dico in maniera matematica, ma è come una rete sociale. Se io di solito sono un ometto grigio, è molto probabile, o nero, è molto probabile che intorno a me, i miei contatti e le mie amicizie, sia alcune o molte siano grigie o nere. La stessa cosa funziona con i siti internet. Un sito legale ha connessioni che potremmo definire pulite, un sito illegale ha connessioni e contatti e link che potremmo definire sporchi. Utilizza poi questi dati, li raccoglie con modalità utili per poi fare investigazioni, quindi per la raccolta della prova informatica, e dal quale possono partire eventuali investigazioni